È giovedì 11 dicembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Con Marco fra poco andremo a leggere e chiaramente commentare anche le notizie del giorno sui quotidiani prima regionali e poi quelli nazionali, ma intanto iniziamo la mattinata con la sentenza di condanna per il medico di Matteo Messina Denaro. Il Tribunale di Marsala lo ha condannato a 15 anni di reclusione. Vediamo e sentiamo i particolari nel servizio. Curò il latitante Matteo Messina Denaro. Il Tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni di reclusione Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara, accusato di avere fornito falsi certificati e coperture sanitarie che avrebbero permesso a Matteo Messina Denaro di curarsi sotto falsa identità mentre era ricercato come capo di Cosa Nostra. Il PM Gianluca De Leo, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto per Tumbarello 18 anni. Per l'accusa, Tumbarello avrebbe agevolato il boss nel suo percorso di cure oncologiche grazie alla complicità del geometra Andrea Bonafede, già condannato, che gli ha fornito il profilo sanitario consentendo al latitante di accedere a visite, terapie e farmaci. Per garantirgli le cure mediche per il tumore al colon di cui il boss soffriva, Tumbarello ha firmato 95 ricette per i farmaci e 42 analisi per un totale di 137 prescrizioni. I certificati medici erano a nome di Bonafede Andrea. Per il PM il medico però sapeva in realtà perfettamente che le prescrizioni erano per il boss. La condanna conferma l'impianto accusatorio della procura. Ora si attendono le motivazioni della sentenza, che verranno depositate entro i canonici 90 giorni e che spiegheranno nel dettaglio gli elementi che hanno portato alla quantificazione della pena. La vicenda giudiziaria però non si chiude. Ci sono altre posizioni, altri procedimenti, altri filoni investigativi aperti ed ancora si continua a indagare per delineare la rete di complicità che ha protetto per 30 anni Matteo Messina Denaro. Con Tumbarello salgono a 13 fiancheggiatori condannati, ma nel registro degli indagati rimangono ancora alcuni medici e non solo. Allora, andiamo subito da Marco Carli. Marco, questa è la notizia, immagino, di tutti i quotidiani, è arrivata ieri sera, nella tarda serata di ieri, e stamattina immagino ci saranno anche le prime pagine. Anche le prime pagine sicuramente, tante pagine interne, anche le prime le vedremo qualcuna, ma intanto andiamo subito sulla notizia e sulla pagina interna della Sicilia, perché questo è il titolo che troviamo. Marsala è condannato a 15 anni il medico di Messina Denaro. Nella sentenza, abbiamo sentito anche nel servizio, confermate le accuse di concorso esterno alla mafia per Tumbarello, che ha personalmente visitato, leggiamo all'interno del pezzo, il boss latitante più ricercato al mondo. È stato il primo a diagnosticargli il tumore. Gli ha prescritto in quasi 2 anni più di un centinaio, pensate, di farmaci e analisi mediche, intestandole, come abbiamo sentito nel nostro servizio, ad Andrea Bonafede. Intanto pure lui condannato, che in realtà invece godeva di ottima salute. Abbiamo detto delle prime pagine, vi facciamo vedere ad esempio quella della Gazzetta del Sud, perché oltre alle notizie che troviamo legate ad esempio alla baraccopoli di Messina, oppure alla questione ucraina, che sarà ampia parte della nostra rassegna stampa legata agli esteri e ai profili nazionali, eccolo qui il titolo legato invece a Tumbarello, inflitti 15 anni al medico Tamburello che curò Matteo Messina Denaro, le visite durante la latitanza trentennale. Stesso discorso che troviamo invece qua sulla Gazzetta del Sud. Questa è la pagina interna. Il medico del boss Messina Denaro condannato a 15 anni di carcere. Concorso esterno in associazione mafiosa è falso per il professionista sanitario di Campobello di Mazara che ebbe in cura il padrino di Trapani durante la latitanza. E anche in questo caso la foto del boss Matteo Messina Denaro e del medico Alfonso Tamburello. Allora, adesso invece andiamo all'operazione di ieri, l'operazione che a Palermo ha permesso di compiere 50 arresti, sono stati sgominati i mandamenti di Brancaccia e anche della Noce, la droga arrivava dalla Campania e poi veniva venduta online, pensate, anche su Telegram.
La droga arrivava dalla Campania portando nelle piazze delle province di Palermo, Catania e Trapani grosse quantità di cocaina e hashish e riempiendo le casse dei mandamenti mafiosi. A Palermo una maxi operazione della squadra mobile del commissariato di Brancaccio e del Sisco, coordinati dalla DDA, ha portato all'esecuzione di 50 misure cautelari. Con 4 diverse inchieste è stato dato un duro colpo ai clan di Brancaccio e della Noce, accuse a vario titolo dall'associazione mafiosa all'estorsione, dall'intestazione fittizia di beni all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Per 19 indagati il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere, per altri 6 gli arresti domiciliari, mentre per 25 è stato emesso un provvedimento di fermo. Sequestrati 2,5 quintali di hashish e 4 kg di cocaina. Secondo il procuratore Maurizio De Lucia, i mandamenti mafiosi hanno come obiettivo quello di accumulare ricchezza, facendo ricorso al mercato degli stupefacenti. È stato rinvenuto un libro mastro con entrate e uscite relative alle vendite degli stupefacenti. Inoltre, oltre alle tradizionali piazze fisiche, è stata anche accertata una piazza virtuale su Telegram. Sul profilo aperto c'era la foto di Al Pacino nel ruolo di Tony Montana nel film Scarface. Marco, torno da te. Andiamo di nuovo sulle prime pagine, Angelo. Questa volta siamo sul Giornale di Sicilia perché questo è il tema di apertura del quotidiano palermitano. Lo vediamo nel titolo: altro colpo al business della droga, blitz della polizia con 50 arresti a Palermo, smantellati i clan mafiosi di Brancaccio e della Noce, contestate anche le accuse di estorsione e intestazione fittizia di beni. Siamo sulla prima del Giornale di Sicilia, ci spostiamo nelle pagine interne invece di Repubblica Palermo, perché anche in questo caso c'è la notizia nuda e cruda, ma poi si va anche a sviluppare, lo vedremo nelle altre pagine interne, su come veniva esercitato tutto quello che abbiamo sentito anche nel nostro servizio. Blitz antimafia, 50 arresti, De Lucia lancia l'allarme, eccolo qui, i clan che seducono i giovani, estorsioni e stupefacenti, business degli scarcerati tornati al potere, il procuratore che dice l'azione repressiva non basta, interventi nei quartieri, perché chiaramente c'è questo tema che resta importante, cioè come appunto si coinvolgevano anche i più giovani, magari o si coinvolgono i più giovani, magari anche attraverso sistemi nuovi legati ai social, perché in questo caso siamo sempre su Repubblica Palermo, da Brancaccio a Telegram, le vie infinite della droga. Ormai tutti si adattano ai social, anche in questo caso succede così. Su la Gazzetta del Sud invece troviamo questo titolo: Cosa Nostra, sera riorganizzata tra droga e richieste di pizzo. A Palermo svelati organigrammi e mandamenti della Noce di Brancaccio, lo spaccio correva veloce, come detto anche su Telegram, perfino la vendita dei POS era in mano all'organizzazione criminale. Bene, grazie Marco. Adesso parliamo di finanziarie. I comuni siciliani chiedono più risorse alla Regione, lo hanno fatto nella giornata di ieri presentando anche un documento che analizza la situazione dei servizi sociali, dei rifiuti, delle strade e di tanti altri progetti che gli enti locali non riescono a gestire proprio per mancanza di fondi. Lo hanno chiamato il paradosso Sicilia. Aumentano le entrate per la regione, ma a fronte di più soldi disponibili aumentano anche i comuni in dissesto e crollano gli impegni di spesa nel sociale, con la conseguenza che tutte le province siciliane sono in fondo alle classifiche sulla qualità della vita. È l'allarme di ANCI Sicilia, l'associazione dei comuni dell'isola, che oggi all'Ars ha presentato il proprio rapporto sulle condizioni dei servizi per i quali mancano fondamentalmente i soldi. Davanti a un aumento incredibile di flusso di denaro nelle casse della regione siciliana, di contro abbiamo i paradossi che accadono nei comuni siciliani. A fronte di un aumento aumentano i comuni in dissesto e in predissesto, a fronte di una mancanza di sicurezza non possiamo assumere personale, ad esempio nella polizia locale. Rispetto ad alcuni temi nelle politiche sociali abbiamo un riscontro che nei capitoli di spesa della nuova finanziaria che si prevede di approvare non ci sono fondi per le politiche sociali. Non c'è più dialogo fra comuni e governo e la regione, denunciano i comuni e chiedono interventi in finanziaria per le autonomie locali, ma lo fanno rivolgendosi al Parlamento. Ci rivolgiamo all'Assemblea regionale che è ancora in tempo per fare degli interventi sulle materie più importanti come la mensa scolastica, il trasporto alunni pendolari, su tutti questi temi che, ripeto e ribadisco, non farebbero altro che, se trattati bene, in progressione, insieme ai fondi comunitari e alla spesa comunitaria, farci scalare le classifiche.
Asili, mense, scuole, disabili psichici, rifiuti, strade e tanto altro, concludono dall'ANCI. È ormai arrivata l'ora di cambiare strada. Di finanziaria si parla, ma non solo per l'aspetto dei comuni, un po' a 360 gradi, però quello dei comuni è un allarme forte. Un allarme forte che arriva, e lo vedremo, Angelo, anche dagli agricoltori, lo vedremo fra poco. E vi abbiamo fatto vedere fino ad ora le prime pagine di alcuni quotidiani regionali. Andiamo sulla Sicilia, perché è il tema di apertura questo, oltre la magnifica foto che vedete di questi spaghetti e del pomodoro, ne parleremo anche nel corso della nostra trasmissione sulla cucina italiana che entra nel patrimonio UNESCO, la prima nel mondo. C'è il titolo di apertura che invece è legato proprio a quello che abbiamo detto nel servizio: sindaci e agricoltori in trincea. ANCI Sicilia, i comuni solo le briciole dal governo, Coldiretti intanto 7.000 in piazza, l'assessore Dagnino: la manovra sarà espansiva ma non si esageri con la spesa corrente. Il tema della manovra legato appunto alle proteste e alle difficoltà dei comuni siciliani e del comparto dell'agricoltura. Temi non nuovi per quanto riguarda la nostra regione. Stesso discorso lo troviamo appunto su Repubblica Palermo, perché il titolo è pressappoco simile a quello che abbiamo visto sulla Sicilia. Sindaci e agricoltori sono le spine di Schifani a questo punto. I primi cittadini riuniti all'Ars chiedono più risorse e poi c'è la protesta in piazza di Coldiretti. Nelle pagine interne, ecco qui, sempre su Repubblica, quelle che sono le emergenze, che appunto non sono più poche, ma diventano tante, perché lo sappiamo, poi in questo periodo, soprattutto quando siamo nel periodo della finanziaria, emergono tutte le difficoltà della nostra isola, come sentivamo nel nostro servizio. Tante emergenze, poche risorse, la rivolta dei sindaci siciliani, i primi cittadini riuniti a Palermo protestano contro i tagli al fondo per le autonomie locali, e sappiamo che sono proteste certe volte consistenti come ieri o comunque velate. Nessun dialogo con l'assessore in 2 anni. Dagnino dice hanno disertato la commissione. L'associazione chiede di rimpinguare le somme ai comuni appunto nella prossima finanziaria. Ne facevi prima cenno tu, c'è stata una protesta nella giornata di ieri anche degli agricoltori contro la gestione schizofrenica proprio dell'acqua e nonostante la pioggia, pensate che le piogge sono cadute in questi giorni, le città come Agrigento e Trapani sono ancora in sofferenza. Protesta da Coldiretti, vediamo cosa è successo. Agricoltori e produttori della Coldiretti hanno sfilato questa mattina per le vie centrali di Palermo per dire basta ad una gestione dell'acqua schizofrenica. Non è possibile avere ancora dighe che disperdono acqua in mare, reti con l'abrodo, sistemi di distribuzione arcaici che nulla hanno a che vedere con un'agricoltura moderna, dicono i manifestanti, in tutto circa 7.000. Basta soprattutto vedere acqua che continua a essere svasata dalle nostre dighe. Chiediamo un piano invasi che permetta di distribuire l'acqua anche nel periodo invernale in maniera tale da avere un coefficiente idrico più alto anche nel periodo estivo. Problema acqua in città come Agrigento e Trapani anche a causa di una burocrazia asfissiante. La Coldiretti propone per far fronte all'emergenza una strategia organica con un progetto regionale per la realizzazione di sistemi di pompaggio, riutilizzo delle acque depurate e raccolta della pioggia. Parliamo sempre di emergenza, ci siamo un poco scocciati, dobbiamo cominciare a pensare in maniera funzionale a risolvere il problema dell'acqua. Il problema dell'acqua è un problema atavico praticamente per la nostra regione, in alcune aree della nostra regione poi ancora di più. È proprio questo il punto, perché poi ci si ritrova, l'abbiamo sentito anche nel servizio, con problemi che perdurano anno dopo anno e sembrano poi, anzi sono sempre gli stessi. Andando su Repubblica Palermo abbiamo visto il titolo su appunto sindaci e agricoltori. Andiamo più a fare un focus su ciò che è successo ieri appunto a Palermo, perché anche la Galla si è associato al corteo. Anche il sindaco di Palermo si è unito al corteo degli agricoltori che a Palermo sfilano per protesta contro la crisi idrica e per chiedere soluzioni contro la concorrenza sui prezzi del grano. Anche questo un tema importante per la nostra regione e per la produzione che ha
del grano appunto. Se andiamo poi nelle pagine interne, anche in questo caso, oltre le poche risorse e la rivolta dei sindaci siciliani, ci spostiamo appunto nel taglio basso della pagina proprio sulla questione siccità e crisi idrica. Siccità e invasi vuoti, agricoltori in piazza per battere cassa. Anche la galla, la manifestazione di Coldiretti con 7.000 presenze, indennizi e un piano per le dighe, per cui è una situazione che si riflette ovviamente anche sulla vita di tutti i giorni di queste persone che chiedono appunto degli indennizi per i danni che subiscono da tutto ciò che appunto in Sicilia non funziona, come ad esempio la rete idrica. Angelo. A proposito di cose che non funzionano, adesso siamo a Catania perché ieri il nostro Tonino De Mana ha fatto un giro per testare e constatare anche l'esasperazione degli automobilisti, considerate le strade groviera. Vediamo cosa è successo. Non se ne può più, signori miei. Tutti esasperati tutti, dagli automobilisti ai ciclisti, dagli autisti di bus ai tassisti, alle prese con buche ed avvallamenti che rendono il transito pericoloso e dispendioso, facendo però la gioia di gommisti e meccanici. Altro che Etna, i crateri si trovano anche in pieno centro a Catania. Questa voragine dà il benvenuto a chi proviene dal porto e sotto gli archi della Marina non va meglio, visto che da anni si va avanti solo a rattoppi. Situazione ancor più complicata in via 6 aprile, ridotta ad un sentiero di guerra. Qui raccogliamo lo sfogo di un autista di bus che percorre ogni giorno il tratto Centuripe-Catania. Buche, rischiamo di spaccare qualche gomma. Con la macchina bene o male si riesce a svigolare, ma con l'autobus è più complicato evitare una buca. Certo, le prendiamo piano piano, però facciamo lo stesso. Sembra bombardato il Viale della Libertà, dove segnaliamo una serie di buche all'altezza di Piazza Principessa Yolanda. Vado a piedi, ci sono tantissime buche, sì, e faccio fatica con la bicicletta, soprattutto in questa via Umberto. Corsia preferenziale solo di nome, con buche ed avvallamenti che rendono problematico il transito di autobus, taxi e persino mezzi di soccorso. Immaginate il paziente a bordo di quest'ambulanza. Alle lamentele si aggiungono anche pedoni e negozianti. Però se non c'è manutenzione è chiaro che poi le cose vanno sempre per peggiorare. Ma quanto è fastidioso ascoltare il rumore dei mezzi che passano sulle buche? Allora è molto fastidioso, anche perché io ci sto tutto il giorno qua, quindi ne sento continuamente. E nei quartieri periferici è anche peggio, basti pensare ai crateri di San Giovanni Galermo. E adesso andiamo a completare la rassegna stampa regionale con Marco Carli. Andiamo, Angelo, sulla prima pagina del tomo di Catania della Sicilia per vedere le notizie che riguardano più da vicino la città etnea. Troviamo, per quanto riguarda l'apertura, l'operazione Cerbero, processo abbreviato al bivio, a gennaio la requisitoria, siglarono partnership mafiose per controllare la discoteca. Poi c'è nel titolo sotto la testata l'affare della formazione, tutti prosciolti. A distanza di 12 anni si chiude la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'imprenditore Pippo Saffo. Il tribunale ha riqualificato il peculato e dichiarato appunto la prescrizione. A Paternò vi segnalo quest'altra notizia particolare: allievi in classe con i giubbotti perché non va il riscaldamento, non funziona. Siamo a pochi giorni dal Natale, gli studenti e le studentesse del Lombardo Radice Virgilio sperimentano il non funzionamento degli impianti di riscaldamento. Non è un vero e proprio esperimento, poveri loro, perché chiaramente certamente avranno delle difficoltà a stare a lezione in questo modo. Andiamo nelle pagine interne perché ritorniamo alla questione legata alla formazione, il peculato che diventa truffa e scatta la prescrizione, appunto, tutti prosciolti. E l'inchiesta Pandora, nel mirino c'era il gruppo di Pippo Saffo, nel 2013 scattarono arresti e sequestri. La difesa parla di una dignità
restituita in questo senso. Mentre per quanto riguarda l'operazione Cerbero, di cui abbiamo parlato traendo spunto dal titolo in prima pagina, ritroviamo il tema anche nelle pagine interne: la discoteca è Cosa Nostra. In 21 scelgono appunto l'abbreviato in questa situazione. Intanto in via Marchesi di Casalotto spaccavano i finestrini delle auto e rubavano, presi in 3. Queste altre notizie che arrivano appunto dalla città di Catania. Andiamo adesso invece, torniamo sulla Gazzetta del Sud per parlare un po' più da vicino della manovra. Ne abbiamo accennato perché abbiamo visto delle proteste dei sindaci che chiedono di inserire all'interno della manovra finanziaria qualcosa per aiutare i comuni in sempre più grave difficoltà. Andiamo a vedere che cosa succede alla manovra in questo momento sulla Gazzetta del Sud, con la manovra che approda all'ARS, primi tagli anti-ostruzionismo. Il governo sta cercando di limare il provvedimento lievitato a 134 articoli, dopo che l'opposizione ha annunciato battaglia, per cui anche i deputati di Movimento 5 Stelle e PD parlano di un no a norme mancia, fra virgolette, cioè distributrici di soldi, ma chiaramente bisognerà vedere come si evolverà la situazione legata alla finanziaria. Altro tema fondamentale che troviamo nella nostra isola è quello legato al ponte sullo Stretto. Vi ricorderete, sapete tutti, le ultime notizie, la situazione legata al ponte, dei lavori che dovevano partire, qualcuno ha annunciato alla fine di quest'anno, invece siamo ancora lì, in questa situazione qui che vedete sulla pagina interna della Gazzetta del Sud. Il governo e la Stretto a confronto con la Commissione dell'Unione Europea. Perché la D. Pietro Ciucci e i tecnici del MIT e del MASE hanno affrontato a Bruxelles i temi riguardanti il rispetto delle direttive europee in materia di ambiente e di appalti pubblici. Sapete quanto è successo con la Corte dei Conti. Dopo questi incontri, la nuova delibera al CIPES e chiederemo il parere all'autorità dei trasporti. Questo è quanto emerge da questa ultima ed ennesima puntata riguardante Angelo, il ponte sullo Stretto, che ovviamente ancora non c'è e ancora non parte. Bene, grazie Marco. Fra poco da te per leggere invece le pagine, le prime, non solo, dei quotidiani nazionali. Adesso diamo uno sguardo al traffico, vediamo stamattina come sono le cose. Direi che stamattina c'è un po' di fila, siamo al Tondo Gioieni, il traffico particolarmente rallentato in entrambe le direzioni, ma adesso andremo a vedere fra non molto anche la parte bassa della circonvallazione, ma che il traffico stamattina sia piuttosto intenso si evince anche da queste immagini su via Vincenzo Giuffrida, in entrambe le direzioni, sia in entrata in città sia in uscita dalla città o comunque in direzione circonvallazione. La situazione è comunque abbastanza congestionata e vedete la situazione nella parte bassa della circonvallazione. Qui siamo in via Lodorico da Pordenone, quasi all'innesto anche con Viale Mediterraneo, perché da Viale Mediterraneo le auto poi si immettono sulla circonvallazione. Anche qui c'è molto traffico in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco. Lato Ognine, direzione Ognine un po' di meno. Siamo invece con questa immagine dell'Etna stamattina senza nuvole, ci dà davvero, ci restituisce una bellissima cartolina del vulcano. La vista a questo momento è da Catania o comunque dal Catanese. Qui invece siamo a Taormina e vediamo proprio da un'altra prospettiva, vediamo l'Etna, il golfo di Taormina, situazione comunque diciamo sgombra anche qui dalle nuvole, quindi da un punto di vista meteo la situazione è decisamente positiva. Allora, visto che dobbiamo fermarci, fra pochissimo torneremo da Marco, facciamo una breve sosta e poi le pagine dei quotidiani nazionali e internazionali.
Le notizie adesso dall'Italia e dal resto del mondo nelle prime pagine dei quotidiani nazionali con Marco Carta. Partiamo, Angelo, dal resto del mondo, perché è una caratteristica di questo periodo, soprattutto quando si parla di Ucraina, perché c'è un intreccio particolare. Lo sappiamo, che riguarda ovviamente la pace o il tentativo di arrivare a una pace in Ucraina, fra l'Ucraina e la Russia, ma che riguarda soprattutto l'aspetto economico, e in questo caso entrano come sempre prepotentemente soprattutto gli Stati Uniti, ma tenta di restare nel gioco anche l'Unione Europea con accordi trasversali. Tutto deriva anche e porta a ciò che deve fare e dovrà fare sullo scenario internazionale economico la Russia dopo la guerra con l'Ucraina. Ci riassume un po' questa situazione quello che troviamo sull'ANSA, in cui ci sono delle notizie legate alle interpretazioni e anche alle cose scoperte dal Wall Street Journal, uno scontro fra Stati Uniti e Europa sulla ricostruzione dell'Ucraina e la riapertura alla Russia. In gioco gli asset congelati russi e il reinserimento di Mosca nell'economia globale. Fra gli asset congelati russi, ricordiamoci, c'è il gas, che è un tema fondamentale per tutto il mondo, anche per l'Italia chiaramente. La contesa al tavolo delle trattative per l'Ucraina riguarda oramai non solo i confini, ma sempre più gli affari, e mette in contrapposizione non solo Russia e Ucraina, ma anche Stati Uniti e i loro tradizionali alleati europei. Lo scrive appunto il Wall Street Journal, rivelando alcuni retroscena del braccio di ferro tra americani e europei. Ritorniamo adesso invece alle prime pagine e vi porto a vedere le prime pagine dei vari quotidiani nazionali, partendo dal Corriere della Sera, perché il tema e anche questo, su ciò che abbiamo letto appunto dall'ANSA, parte l'offensiva, fra virgolette, dell'Unione Europea, che tenta di trattare direttamente con Trump, o almeno di fare notare le proprie posizioni a Trump. Dall'altra parte emerge sempre più la volontà da parte degli Stati Uniti di separare alcune, o almeno di attrarre verso di sé alcune nazioni rispetto all'Unione Europea. Fra queste ci sarebbe anche l'Italia. Sul Corriere della Sera, andiamo a vedere il titolo, è questo: i leader dell'Unione Europea che trattano con Trump. La telefonata di Macron, Starmer e Merz al tycoon, vertice in Europa, Conte che dice lasciamo fare agli Stati Uniti. Il piano di Kiev consegnato alla Casa Bianca, si lavora su territori e garanzie. Non l'abbiamo detto all'inizio, ma occuperà parte della nostra rassegna stampa questa notizia che troviamo di spalla sul Corriere della Sera e che vedremo è invece l'apertura su alcuni quotidiani: la cucina italiana che è patrimonio culturale dell'umanità. Ne parleremo stamattina. Ne parleremo anche, l'abbiamo già detto prima, l'ho ricordato anche prima, Angelo, ne parleremo anche nel corso della nostra trasmissione fra pochissimo, anche perché quando c'è da parlare di buon cibo chiaramente ci fa anche piacere, ed è un tema che sicuramente entusiasma anche le persone che ascoltano da casa, anche perché l'Italia, lo sappiamo, vabbè, sul cibo siamo i numeri uno, e lo testimonia anche questo riconoscimento che arriva per l'Italia. Andiamo invece sulle pagine interne del Corriere della Sera per farvi vedere in parte quello che sta succedendo per quanto riguarda l'Ucraina. La rivelazione è quello del Washington Post: ingresso nell'Unione Europea nel 2027. È una sorta di soluzione coreana, fra virgolette, per l'Ucraina. Le vie per il compromesso, i 7 punti in discussione definiti in 3 documenti separati. Ricordiamo che l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti altri elementi di discussione legati appunto a questa trattativa lunghissima che potrebbe portare alla pace appunto fra Russia e Ucraina. Sulla Repubblica, andiamo nuovamente sulle prime pagine, ritroviamo invece il pressing su Trump dell'Unione Europea, con Kiev che consegna le note al piano di pace degli Stati Uniti, e poi appunto la telefonata che abbiamo detto. C'è anche la foto di una grande autrice di libri del nostro periodo, Sophie Kinsella, che è morta per un tumore
autore, musa della gioia di vivere, i suoi scritti sono diventati dei bestseller e anche dei film che ieri sono stati anche riprodotti, fra parentesi, in tante emittenti nazionali. Ritorniamo invece alla questione Zelensky e Trump, Ucraina e Stati Uniti, con la Russia e l'Unione Europea dirette interessate. Siamo sulla notizia, questo è il titolo. Fra Zelensky e Trump, Meloni in un vicolo cieco e Salvini blocca ancora gli aiuti a Kiev, già perché lo sapete che l'Italia, come gran parte dell'Europa, ha proposto ulteriori aiuti nei confronti dell'Ucraina, ma su questo ci sono un dibattito interno alla maggioranza proprio su questo tema e Salvini, abbiamo capito, non essere proprio sulla stessa posizione di Meloni. Per quanto riguarda l'unità, invece, il titolo è questo: 8 giorni per evitare la guerra. Ora la pace è nelle mani dell'Europa. Congelamento degli asset russi, questo è il tema determinante, ne abbiamo anche parlato. L'economia entra prepotentemente nelle trattative che riguardano appunto la pace fra Ucraina e Russia. Restando su questi temi, perché molti quotidiani, l'abbiamo detto, aprono proprio con la questione dell'Europa orientale, la sintonia Conte-Salvini, la strana sintonia Conte-Salvini, credo che non l'abbiamo mai verificata, anzi no, magari in alcune parti, diciamo, della loro carriera politica, non certo in queste, però lasciamo fare a Trump, il leader del Movimento 5 Stelle. L'Europa ha fallito, l'ira dei riformisti Dem, la Lega, stop invece al decreto armi per l'Ucraina. Gli Stati Uniti, staccare l'Italia dall'Unione Europea, quello che vi dicevamo prima, volenterosi, che sono appunto che è l'Unione Europea fra parentesi, con il tycoon, trattativa tesa, il piano di Zelensky alla Casa Bianca. Insomma, un grande risico, potremmo definirlo proprio così, internazionale che riguarda l'Ucraina e la Russia. Qua il titolo ancora con il bellissimo Colosseo, con il tricolore, cucina italiana, stella UNESCO è patrimonio dell'umanità. Questo è il testo che troviamo anche sul Giorno. Per quanto riguarda invece la situazione legata agli equilibri internazionali, c'è anche quello dei migranti. Se ne torna a parlare, ne parlano molti quotidiani con temi completamente diversi. Ad esempio sul Libero si dice: solo la sinistra italiana, questo è il titolo, è rimasta sui barconi. È un tema che Libero risolleva spesso e volentieri. Anche i leader progressisti di Regno Unito e Danimarca chiedono una stretta sui diritti ai migranti. Questo è un altro tema che ritroviamo su molti quotidiani oggi. Qualcuno decide anche di aprirci, come Libero e come altri, che vedremo, però vedrete con notizie completamente diverse. Mentre da noi c'è ancora chi crede nei porti aperti. Questo è il tema di Libero. Chiaramente sappiamo la direttrice politica di Libero. Come sul Manifesto, invece, guardate questo titolo: diritti al muro. Il riconoscimento universale dei diritti e il divieto di trattamenti disumani sono un intralcio ai rimpatri dei migranti. Le destre si fanno strada anche nel Consiglio europeo e attaccano la Corte EDU con la collaborazione dei socialdemocratici nella giornata mondiale dei diritti umani. Per cui abbiamo visto dall'altra parte c'è chi dice i socialdemocratici europei hanno fatto una scelta e in Italia invece facciamo scelte opposte. Invece sul Manifesto leggiamo appunto la collaborazione dei socialdemocratici nella giornata mondiale, ricordiamo, dei diritti umani. Si parla di questo. Su questa notizia chiosa, se così possiamo dire, l'Avvenire, perché il titolo che troviamo sul quotidiano di ispirazione cattolica è questo: violenze gratuite. I paesi chiudono i confini e calano gli arrivi, ma gli affari dei contrabbandieri di vite umane aumentano. Questo è un altro tema che riguarda sempre i migranti, ve l'avevo anticipato. Abbiamo visto 3 quotidiani con 3 temi completamente diversi che riguardano però lo stesso argomento, cioè l'Europa che chiude le frontiere, fra virgolette, sotto questo punto di vista. Però poi
che cosa succede? Che gli affari dei contrabbandieri di vite umane appunto aumentano, come dice Avvenire. Migranti, la denuncia dei cattolici di Chicago, arresti indiscriminati, profilazione razziale. A Bruxelles la conferenza contro il traffico, corridoi legali per arginare un business globale. Questo è il tema che troviamo appunto sulla situazione migranti. Chiudiamo questa nostra rassegna stampa tornando ancora all'altro tema importante della giornata di ieri, un tema che fa sorridere l'Italia e che ci fa dire, come recita in questo caso il Messaggero, primi al mondo, almeno per quanto riguarda la cucina, ed è una cosa che in parte sapevamo, ma che è stata anche certificata come la cucina italiana patrimonio appunto dell'umanità, riconosciuta dall'UNESCO con questo titolo. Meloni che dice è motivo di orgoglio. È la forza di un paese, il modello vincente del cibo italiano. Chissà, Angelo, se possiamo riuscire ad esportarlo in qualche altro settore per riuscire a vincere altre battaglie importanti, oltre quella ovviamente sul cibo che è già da tempo a nostro vantaggio. A te. Grazie Marco. Più avanti saremo ancora in postazione per la rassegna stampa per leggere, diciamo, le altre pagine, le altre curiosità sui quotidiani. Adesso noi facciamo una breve sosta e poi il primo dei nostri ospiti della mattinata. Buongiorno Sicilia. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Do il bentornato e benvenuto con noi stamattina il professore Giuseppe Ettore, buongiorno, che è il direttore della ostetricia e ginecologia del Dipartimento anche materno-infantile del Nannars Garibaldi di Catania. Stamattina presentiamo un'iniziativa direi importantissima. Lei vede non solo nascere i bambini, ma a questo punto li vuole accompagnare anche dopo con questo progetto, che è quello legato al laboratorio, all'ambulatorio Timmi. Che cos'è l'ambulatorio Timmi? L'ambulatorio Timmi è l'ambulatorio che si occuperà proprio di rilevare i maltrattamenti sui minori. Timmi significa team interdisciplinare maltrattamenti sui minori, perché al pronto soccorso pediatrico dell'Arnas Garibaldi di Nesima è un pronto soccorso estremamente affollato, registriamo ogni anno oltre 30.000 accessi e rileviamo ovviamente un numero sempre crescente di maltrattamenti o addirittura abusi su minori. Questo ci ha portato ovviamente a prendere un po' delle iniziative, cioè quello di dire ma non possiamo rimanere solo osservatori di un meccanismo che certamente già finora ha funzionato bene, perché abbiamo utilizzato quella rete che oggi esiste nella provincia di Catania, che è estremamente ben funzionante, cioè i gruppi dei servizi sociali, i servizi della neuropsichiatria infantile, sia dell'ASP, eccetera. Quindi questo ovviamente però noi non dobbiamo necessariamente mettere un altro paio di occhiali, io dico, ai nostri collaboratori, per cercare di sensibilizzarci ancora di più a individuare questi elementi che purtroppo sono sempre più frequenti. E tra l'altro rileviamo come è più frequente dei maltrattamenti, delle violenze da minore a minore. Ecco, e quindi questo non potevamo rimanere indifferenti, e quindi per questo abbiamo pensato, dopo un percorso di formazione, la collaborazione con la Fondazione Terre des Hommes di Milano, che da oltre 20 anni si occupa di abusi sui minori, il CNR con il professore Parano, abbiamo ovviamente messo a punto una squadra, e quindi da gennaio apriremo questo ambulatorio con una sede dedicata, con un team dedicato che potrà curare a pieno titolo anche i collegamenti, non solo la rilevazione e la gestione sanitaria, quindi multispecialistica, perché a volte interviene l'ortopedico, a volte interviene il chirurgo pediatra, a volte ci vuole la rianimazione pediatrica, come in alcuni casi che abbiamo purtroppo osservato, e poi i collegamenti con il territorio. Questo è, diciamo, quello che sarà lo sviluppo di questo progetto. Professore, il fenomeno, come lo descrive lei, è un fenomeno diciamo largamente diffuso, quello degli abusi a 360 gradi sui minori. Sì, purtroppo
quando parliamo di maltrattamento parliamo di una gamma molto ampia, perché oggi il maltrattamento non è solo la violenza fisica o l'abuso sessuale, ma è quel maltrattamento che purtroppo porta a vivere il bambino in maniera assolutamente non in linea con quello che è il suo sviluppo e anche il suo tenore di sviluppo. Ecco perché chiaramente ci vorremmo occupare in questo ambulatorio anche di sensibilizzare a quelle che sono le buone pratiche, anche di quello che sono le buone pratiche dell'alimentazione, per esempio, del bambino, oppure l'utilizzo eccessivo di strumenti digitali che oramai sono alla portata dei neonati. Quindi tutto questo certamente deve sollevare e coinvolgere tutti, tutto il mondo sanitario, in particolare non solo quelli che lavoriamo in ospedale, ma anche i pediatri di libera scelta del territorio e tutti i vari istituti che ovviamente a vario titolo possono entrare in contatto con un elemento che fa sospettare un trattamento anomalo in quel bambino. Per fare tutto questo avete pensato ad una serata particolare, diciamo un incontro particolare, intanto per dare un lancio, passiamo questo termine, all'iniziativa, alla presentazione dell'ambulatorio TIMI, che poi verrà presentato in sede istituzionale. Però il 14 dicembre sarà la giornata dedicata proprio a questo progetto. L'obiettivo chiaramente è anche quello di raccogliere fondi, ma è diciamo a chi parteciperà, a chi sarà con voi per questa serata, è una cifra simbolica quella che viene chiesto, però è una sensibilizzazione in qualche modo. Sì, dovevamo necessariamente portarci su un palco e sul palco generalmente ci stanno i protagonisti, sono ovviamente gli artisti e quindi devo dire che ringrazio molto gli artisti che hanno aderito gratuitamente a questa iniziativa. Sul palco ovviamente ci saremo noi, in particolare il nostro direttore generale, il dottor Giammanco, e tutto il governo dell'Arnas Garibaldi e i nostri colleghi pediatri del Dipartimento. Perché? Perché spiegheremo quali sono appunto le finalità e anche come si svilupperà e come si organizzerà questo ambulatorio, ma per sensibilizzare e portare un po' a tutti i cittadini la conoscenza di questo evento, abbiamo pensato di organizzare appunto questo momento ludico il 14 dicembre presso l'Airport Hotel, dove appunto con una cifra simbolica chi vuole può partecipare e ovviamente come si vede anche dal cartellone che avete esposto ci sono i nostri amici che notoriamente sono sempre molto graditi e molto gettonati. Per questo io ringrazio l'organizzazione che ci ha dato questa possibilità e questo ovviamente per creare sempre di più sensibilizzazione e comunicazione di un tema di cui se ne parla tanto ma non se ne parla troppo e nella maniera efficace. Corretto. Senta, lei mi diceva anche, mi anticipava che poi questo sarà, diciamo, il momento in cui vi aprirete al grande pubblico, ma ci sarà anche una presentazione ufficiale di questo vostro progetto. Sì, a gennaio presenteremo in maniera ufficiale in una sede fortemente istituzionale proprio il disegno e l'organizzazione di questo progetto e quindi è chiaro che a questo noi abbiamo già chiamato tutte le forze istituzionali che ovviamente ci stanno supportando, la politica delle istituzioni e ovviamente la magistratura, il Tribunale dei minori. Ringrazio per questo il dottor Di Bella, che è il presidente, che veramente ci dà un supporto, ci ha dato e ci sta dando un supporto notevole di incoraggiamento a creare questo progetto, e poi ovviamente la Polizia Postale e tutta la rete sanitaria, che questo progetto diventerà quel progetto che dall'ospedale si porta al territorio e dal territorio all'ospedale. Ecco perché è importante attraverso questo obiettivo mettere in rete tutti i servizi e devo dire che attraverso questo studio di questo progetto abbiamo rilevato come la provincia di Catania ha un sistema organizzatissimo, credo che sia una delle poche regioni in Sicilia, delle poche province, che grazie a questa sinergia tra le istituzioni sia del Tribunale dei minori, sia della magistratura, della Polizia Postale e gli uffici dell'ASP di Catania, l'azienda sanitaria provinciale, devo dire che funziona molto bene questo servizio. Io dico che
il nostro progetto si inserisce in questa rete, ma vuole in un certo senso alzare il livello della sensibilità per dire che gli eventi che vengono poi trattati sono già avvenuti, dobbiamo pensare a quelli che non dovranno accadere. Quello è fondamentale. Ecco, questo è l'obiettivo che noi ci prefiggiamo, quindi non solo di tipo assistenziale, ma anche e soprattutto di tipo preventivo. Professore, lei prima ha fatto cenno in qualche modo a quelle che sono poi le professionalità che saranno coinvolte in questo ambulatorio, che funzionerà in orari particolari della giornata oppure esattamente così come il pronto soccorso o qualsiasi altro reparto sarà attivo? Sì, di fatto non è un nuovo reparto, l'ambulatorio va visto come un team che al momento opportuno, quando arriva quel bambino al triage e viene riconosciuto, sospettato un maltrattamento, un abuso, chiaramente in pochi minuti si raccoglie un team e questo ovviamente si riunisce in un ambiente particolarmente protetto, quindi l'ambulatorio è un ambulatorio permanente, ma di fatto funziona nella misura in cui al momento X scatta la necessità di assistere un bambino e da lì poi partono tutte le varie attività sia sanitarie ma anche di comunicazione alle istituzioni e alla rete territoriale. Grazie per essere stato con noi questa mattina il professor Giuseppe Ettore, che è il direttore della ostetricia e anche della ginecologia, ma è direttore anche del Dipartimento Materno Infantile dell'Arnas Garibaldi Nesima di Catania. In bocca al lupo, ricordiamo che la serata di beneficenza è in programma il prossimo 14 di dicembre alle ore 17, quindi sarà la possibilità per partecipare tutti all'Airport Hotel di Catania, quindi l'invito è rivolto a chi ci sta seguendo per contribuire in qualche modo, ma non solo a contribuire ma a recepire questo messaggio e quindi dare qualcosa non solo soltanto con il contributo per avere accesso al teatro, ma dare qualcosa di veramente concreto. Partecipare al progetto. Grazie ancora. Grazie. E buon lavoro, una buona giornata. Ci fermiamo, fra poco saremo di nuovo insieme, stavolta cambieremo argomento, qualcosa di più leggero sicuramente, perché finalmente è arrivato questo riconoscimento per la nostra Italia, per la nostra, diciamo, cucina da parte dell'UNESCO, che diventa patrimonio immateriale dell'umanità. Ne parleremo con uno chef stellato. A fra pochissimo. Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per i prossimi giorni, dove l'anticiclone interesserà tutta Italia, anche se al nord in alcune aree vallate del centro ci saranno foschie dense e nebbie di notte al mattino. Sulla Sicilia l'alta pressione determinerà una giornata di giovedì soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso, non ci sono nuvole ma bensì una giornata appunto di sole protagonista. Temperature, parvenze invernali solo di notte con minime a una cifra sull'entroterra e poi le massime del pomeriggio fino a 16-17 gradi diffusamente su tutte le località di mare e costiere, anche delle locali punte di 18-19 gradi. Per venerdì non ci sarà nessuna variazione, ancora sole o al più qualche nuvola sparsa di passaggio ma senza rischio di piogge e le temperature che non subiranno variazioni, ancora massime sulle località marittime di 17-18 gradi con vento debole. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando il nostro sito web. Allora, eccolo qui con noi, buongiorno a Sebi Sorbello. Buongiorno, Grazie. A voi. Allora, noi ci siamo sentiti, ci siamo incontrati, ci siamo visti un mesetto fa, forse anche un po' di meno, per annunciare questa diciamo, possibilità che la cucina italiana ottenesse questo riconoscimento da parte dell'UNESCO. È la prima, dobbiamo dire, assolutamente. L'Italia è la prima nazione ad avere questo riconoscimento, perché è un riconoscimento sia alla cultura, ma in qualche modo alla cucina, ma alla nostra cultura, alle nostre tradizioni, a quello che portiamo in tavola, che poi è vita quotidiana. Sì, assolutamente sì, è proprio un riconoscimento che l'Italia merita tutta, no? Io forse da cuoco questa cosa la sento tantissimo, è proprio il riconoscimento alla cucina ma allo stile proprio che ha l'italiano nel proprio proporre la cucina nella tavola, nel modo di stare a tavola e quindi dopo 2 anni, come dicevamo prima sì, perché tutto è iniziato il 23 marzo del 2023, si è concluso
praticamente Sì, ieri. Un sì, percorso lunghissimo, prima c'è stato l'annuncio ufficiale, poi c'è stato il lancio della candidatura, poi ci sono state le presentazioni ufficiali di tutte le altre candidature, insomma c'è stato un sacco di momenti, di avvenimenti, fino ad arrivare poi a questo momento. Sì, affaditi così, no? Affaditi così veramente. Sì, però è un risultato straordinario che premia proprio una cultura che noi abbiamo come italiani nella cucina, ma soprattutto premia una filiera, perché non ci scordiamo che arrivare alla buona cucina, arrivare alla buona tavola significa una filiera di produttori, di allevatori di eccellenza che fanno prodotti veramente straordinari, significa una filiera anche sanitaria che fa arrivare il prodotto nelle nostre cucine, nelle nostre mense, in modo esatto, e poi quello che proprio noi cuochi mettiamo di nostro, che è magnificare questi ingredienti e farli diventare piatti straordinari che tutto il mondo ci invidia, perché tutto il mondo non vede l'ora di venire in Italia a mangiare, assolutamente sì. No, anche perché devo dire che questo premio non riguarda un singolo piatto, ma riguarda proprio uno stile, è proprio quello che rappresenta la nostra cucina, tutto quello che fa parte della tradizione di diverse realtà, del nostro essere italiani. Certo, quello che dicevamo al precedente incontro è proprio lo stile della cucina italiana che arriva da 3 grandi strade, arriva da 3 momenti importanti che noi italiani abbiamo vissuto negli anni, che sono quello dei piatti dedicati agli eventi religiosi, no? In Italia, in tutte le parti d'Italia, per ogni evento religioso ci sono i piatti che accomunano questi eventi. C'è quello della famiglia, no? Delle nonne, la cucina contadina, la cucina che arriva proprio dalla terra, dalle viscere della terra, e poi c'è quella legata alle case nobiliari. E quindi noi abbiamo questi 3 filoni che negli anni hanno formato la nostra cucina e che oggi tutto il mondo conosce e riconosce, possiamo dire. Stavolta lo riconosce. Possiamo dire e riconosce. E quindi... un altro fa piacere, no? Perché poi c'è anche un po' di orgoglio in tutto questo, perché ognuno contribuisce, perché l'Italia in questo è unita. Non c'è una regione che ha il sopravvento oppure un piatto tradizionale di una zona. È come dire che è l'Italia tutta che può gioire di questo riconoscimento. Certo, è l'Italia tutta che può gioire, però gioisce proprio di quella che è l'essenza proprio della cucina italiana, che ha tantissime sfaccettature regionali, addirittura io direi proprio quasi rionali, no? Perché in Italia ogni rione, ogni quartiere ha il suo modo di vedere un piatto e di interpretarlo, e questo è quello che fa sì poi che sia una grande cucina, proprio perché ha grandissime tradizioni, ma ce l'ha con dei microclimati diversi, ce l'ha con le colture diverse, ce l'ha con il pescato diverso, e poi vanno in tavola con un'interpretazione diversa, e quindi ovunque giri in Italia hai sorprese meravigliose. Sì, anche perché poi, voglio dire, il titolo di questo riconoscimento è piuttosto complicato, no? Lo diciamo in termini molto, molto semplici: sostenibilità, diversità, biocultura. La sintesi questa, il titolo in inglese diventava un pochettino più pomposo, Sì. ma comunque noi dobbiamo parlare a chi ci sta seguendo, a chi ci ascolta. Quindi sono le tradizioni, l'identità, un riconoscimento è come dire, è un marchio. È un marchio. È un marchio, ma proprio quello è un marchio della filiera, perché sostenibilità significa proprio questo, significa che il produttore lavori bene, significa che l'allevatore lavori bene, che il pescatore lavori bene, e così come la filiera va ad arrivare a una poi trasformazione eccellente dove i sapori vengono esaltati. Perché il bello della cucina è quello che quando tu hai prodotti così importanti d'eccellenza che hanno i veri sapori dell'Italia, poi quando li devi trasformare noi dobbiamo essere veramente bravi, e lo siamo, è stato riconosciuto che lo siamo, a non distruggere questi sapori. Noi li portiamo nel piatto con uno stile che è tutto nostro, che è lo stile della cucina italiana, che adesso è proprio la prima al mondo, lo dico con grande orgoglio, è la prima al mondo. Allora, però abbiamo conquistato questo traguardo, abbiamo raggiunto questo traguardo,
bisogna assolutamente attivarsi, perché proprio tutte queste componenti, cioè la tradizione, l'essere originali, avere dei prodotti che nessuno assolutamente ha, va preservato va tramandato. Va preservato, è proprio quello che noi ci dobbiamo prefiggere tutti insieme, essere uniti come noi italiani sappiamo fare, è quello di preservarla con i nostri giovani. Perché nei giovani c'è una tendenza, un movimento differente che non è quello di preservare la cucina italiana. Quindi ancora di più dobbiamo essere forti, dobbiamo imporci che la cucina italiana, a partire dal panino, io non ho nulla contro i panini con gli hamburger americani, però il panino italiano è una cosa straordinaria, fatta con un crudo di Parma, con un Son Daniele, con una buona mozzarella, con del basilico che profuma di Sicilia. Quello è il vero panino italiano, e così come tutte le nostre ricette e tutti i nostri piatti vanno assolutamente inculcati nella mente dei nostri figli, dei nostri giovani, affinché possano essere portati a lunga vita. Ma mi viene adesso considerato il riconoscimento avuto dalla nostra cucina, perché è nell'ottica di preservare e di tramandare queste tradizioni. Perché a scuola non si... non dico una materia curriculare, magari forse un po' esagerato, però dedicare anche un'ora dell'orario della settimana. Nell'educazione civica dovrebbe essere. Dentro l'educazione civica ci può stare anche l'educazione alimentare, ma alimentare legata proprio a quelle che sono le tipicità, le peculiarità della nostra cucina. Non posso che essere d'accordo, quindi noi ad esempio, io faccio parte di Federazione Italiana Cuochi, sono i dirigenti italiani nazionali, mi farò portavoce con il Ministero affinché questo possa essere preso in considerazione, perché è veramente un patrimonio. È un patrimonio che arriva a tavola, ma dietro questo patrimonio che arriva a tavola c'è dietro, come dicevamo prima, c'è chi coltiva i prodotti della terra, c'è chi va a pescare, c'è chi ci mette a disposizione le materie prime. Certo, ma pensate, cioè, anche in Sicilia, in Italia, dopo la pensione, l'hobby di molti pensionati è farsi l'orto, allevarsi le cose, perché per noi è cultura, cioè noi mangiare bene, avere prodotti straordinari, è una cultura, cioè un pensionato cosa pensa per la pensione? Di coltivarsi le cose, perché le vuole buone, genuine. Perché per noi mangiare è una cosa seria, quindi questo va inculcato veramente ai nostri giovani. Allora, diciamo che siamo arrivati ad un traguardo importante, adesso spetta a tutti noi fare sì che questo traguardo raggiunto e questo riconoscimento ottenuto non vada disperso assolutamente. Bisogna lavorare ogni giorno, contribuire chi può, chiaramente proprio piccolo, a che praticamente non si disperda questo patrimonio. No, assolutamente non dobbiamo permetterlo, perché è un patrimonio che va conservato, perché ha un valore, e tutte le cose di valore vanno conservate. È un bene prezioso, è un bene prezioso che va assolutamente tutelato. Vabbè, insomma, ce l'abbiamo fatta, adesso vediamo quale sarà il prossimo step, perché da questo punto di vista non si può andare oltre. No. C'è la certificazione insomma, della prima cucina al mondo per quanto riguarda quella italiana. Però insomma ci incontreremo ancora e vedremo di che cosa si può fare, perché no, per preservare questo grande patrimonio, questo grande risultato. Grazie per essere stato con noi stamattina, Sebi Sorbello, che abbiamo voluto celebrare per l'appunto il riconoscimento dell'UNESCO come la cucina italiana patrimonio dell'umanità, un risultato importantissimo. Grazie ancora, una buona giornata. Grazie a voi e viva la cucina italiana. Benissimo, ci fermiamo, restate con noi perché adesso andiamo a Ragusa. Vedo già collegata la nostra Veronica Barbarino, c'è un ospite con lei. Buongiorno Veronica, fra poco arriviamo da voi, il tempo di una brevissima sosta e poi saremo di nuovo insieme.
Bentornati a Buongiorno Sicilia, abbiamo già visto la nostra Veronica Barbarino, adesso scopriamo il suo ospite, chi è il suo ospite. Buongiorno Veronica, e salutiamo anche Rosario Ruggeri, che è il fondatore del Centro Ebleo Ricerche Speleo-Idrogeologiche. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, oggi parliamo di territorio, dei Monti Iblei, delle sue problematiche e cercheremo di stimolare un po' l'intervento delle amministrazioni. Appunto lo faremo con Rosario Ruggeri, che è attivo del territorio con il CIRS dal 1974 e effettuano studi e ricerche sui territori carsici, sia in ambito nazionale che internazionale. Ragusa è un territorio carsico, ma che cosa significa? Allora, territorio carsico significa che la roccia, quindi dove noi materialmente posiamo i piedi, praticamente è aggredita da acque acide, cioè acque che sono le acque di pioggia, assumono CO2 nell'atmosfera, arrivano sul suolo e iniziano piano piano a scioglierlo. A questo fenomeno dobbiamo le nostre cave, le nostre vallate, ma anche quello che va in profondità, cioè praticamente le grotte e tutto il contesto che immagazzina le acque di pioggia. Ecco, noi stiamo adesso vedendo delle immagini che riguardano le problematiche che danno queste rocce quindi che si sciolgono e che assorbano. I due problemi quali sono? Il pericolo di cedimento della roccia e l'inquinamento delle falde acquifere. In questo caso parliamo di cedimento di roccia. Ci spieghi un po'? Allora, la città di Ragusa in alcuni settori praticamente insiste su quelle che noi chiamiamo latomie, che sono cave che sono state utilizzate per l'estrazione del calcare dopo il terremoto del 1693. Ora, queste latomie, la maggior parte, sono accessibili, tant'è che ci sono stati dei progetti per la valorizzazione, eccetera, ma alcune sono completamente non accessibili in quanto chiuse già da parecchi anni. Su queste noi dobbiamo concentrare l'attenzione perché, legato al fatto che l'acqua si infiltra, scioglie, allenta la tensione fra i vari conci di roccia, potrebbe succedere un crollo. E questo fenomeno potrebbe essere ancora più evidente perché siamo in un contesto sismico. Sappiamo che la Sicilia sudorientale purtroppo è molto sismica, quindi uno scuotimento di qualche valore elevato potrebbe fare collassare queste strutture e quindi quello che c'è sopra. E devo dire che su queste strutture non accessibili, dove noi possiamo entrare solo attraverso tombini, quindi calandoci con le corde, con le tecniche speleologiche, abbiamo notato fratture importanti, preoccupanti, attraversate appunto da stillicido di acqua che dissolve piano piano per questi fenomeni carsici che dicevo la roccia. Ecco, infatti possiamo rivedere nelle immagini che ci sono questi vetrini che sono stati messi per capire un po' la situazione della roccia, se si sta spaccando o meno. I vetrini sono rotti da tempo, quindi sono spezzati da tempo. Ecco, questo significa che c'è tensione, ci sono movimenti fra le parti fratturate, quindi questo deve essere monitorato. Non è possibile che lasciamo porzioni di territorio che praticamente potrebbero collassare, praticamente non monitorato, non controllato, e questo è un problema. Ruggeri, anche perché sopra appunto c'è... Sì, Veronica, no, proprio per questo dico, non si possono lasciare questi territori o queste zone pericolanti senza che ci sia un controllo. Voi avete segnalato alle amministrazioni interessate questi pericoli e che tipo di risposta avete avuto, se le avete avute? Allora, noi da anni che segnaliamo questo tipo di problema. Le amministrazioni che si sono succedute negli anni si sono sempre dimostrate attente, sensibili, però ahimè poi non è successo niente. Ci sono stati interventi per la valorizzazione di queste latomie nelle due cave che confinano con l'abitato di Ragusa, ma questa che dicevo io, che non è ispezionabile se non attraverso questi tombini ed è chiusa, non è minimamente controllata ed è quella più pericolosa fra l'altro. E ancora una volta, in un ultimo convegno che abbiamo organizzato, abbiamo denunciato alle amministrazioni questa situazione, quindi pregandole di intervenire con un monitoraggio, quantomeno ponendo delle strumentazioni che ci possono dire se ci sono movimenti in atto e quindi di conseguenza intervenire.
Ecco, questa è la foto di voi che scendete giù attraverso questi tombini per dare un'occhiata, e queste Ecco, foto... vedete qua c'è un enorme masso che si è distaccato, questo pilastro che si sta sfaldando piano piano. E sopra c'è la città. E sopra c'è la città. Ecco, questo è il problema. È un Altro grosso problema che... È un grosso problema, non è un problema da niente, mi pare di poter osservare. E infatti siamo qua a denunciarlo. Infatti, cioè, devo dire che su alcune sono diciamo intervenuti con pilastrature eccetera, ma su altre no, queste altre che dicevo prima sono quelle più pericolose. Ma quant'è E l'ultima bassa questa ispezione zona? risale agli ultimi anni del 90. Mi dico, quest'area quant'è, è diffusa su tutto proprio il territorio? Tutto il territorio accusa? No, fortunatamente non è tutto il territorio, sono alcune porzioni della città dove tra l'altro insistono, come dire, strutture pubbliche importanti. Ci sono, che so, la caserma dei carabinieri, l'ex ospedale civico di Ragusa, strutture praticamente dell'ARPA, altri edifici, quindi c'è una ampia porzione della città, non tutta, no, per fortuna, che però potrebbe avere potenzialmente questi problemi. Sì. Altro problema di questa roccia è il fatto che assorbe tutto quello che è l'acqua, lo sversamento, che può essere organico o non organico, e questo quindi porta all'inquinamento delle falde acquifere, come già è successo in passato. Ecco, praticamente già parliamo di più di 10 anni fa, abbiamo avuto un grosso, e abbiamo tuttora, inquinamento di alcune sorgenti storiche che hanno dato e davano fino a pochi anni fa, fino a quando non sono state dismesse, ingenti quantitativi di acqua potabile a costi, come dire, a costo zero, perché praticamente per effetto della gravità dalle sorgenti arrivava fino agli acquedotti, quindi alla città. Noi ora perdiamo per motivi di inquinamento circa 300.000 metri cubi di acqua che era buona prima che avvenisse questo inquinamento e che ora purtroppo, essendo inquinata, non viene utilizzata. Quindi anche là bisognerebbe intervenire in qualche modo. Ecco, qua vediamo il ruscello dove è stata sversata in un primo momento l'acqua inquinata con moria di pesci, la trota e quant'altro. Quindi l'ecosistema ripario che appunto attiene a questo ruscello dove viene scaricato è stato praticamente manomesso e impattato in maniera violenta. Quindi anche qua noi chiediamo interventi per cercare di risolvere il problema e in questo modo fare risparmiare anche qualcosa alla città, perché dovendo sopperire acqua altrove, in mancanza di questo ingente quantitativo d'acqua, ovviamente i costi lievitano. Sono più alti. E ci vorrebbe anche un monitoraggio a livello superficiale, nel senso dare un occhio a quello che succede in superficie affinché non ci siano sversamenti nel terreno. E quindi... Tra l'altro anche lungo la fascia costiera abbiamo avuto negli anni e tuttora abbiamo l'insalinamento, cioè praticamente dovuto al sovrasfruttamento della fascia costiera nella cosiddetta fascia trasformata dove ci sono le serre. Praticamente l'ingente numero di pozzi hanno fatto sì che la falda si abbassasse, favorendo diciamo, l'intrusione marina verso la fascia costiera. Noi abbiamo avuto problemi di insalinamento con alti quantitativi di cloruro fino a 3-4 km dalla linea di costa, quindi anche là abbiamo un problema che dovrebbe essere risolto, perché se non lo lasciamo in questo modo l'insalinamento può progredire ancora di più verso l'entroterra. Veronica. Ecco, questa è un po' la nostra denuncia qua oggi da Ragusa. Sì, no, chiedevo chiaramente di andare a chiudere il collegamento perché il tempo ci insegue e noi chiaramente dobbiamo essere attenti a non sforare. Non so se è stata sfruttata la possibilità magari di progetti grazie al PNRR, però vediamo un po' che cosa si può fare, perché chiaramente è un tema molto delicato e va attenzionato. Magari ci torneremo più avanti. Grazie alla nostra Veronica Barbarino, grazie anche a Rosario Ruggeri, che è il fondatore del Centro Ibleo Ricerche Speleo idrogeologiche. E adesso voltiamo pagina, come facciamo sempre durante la nostra trasmissione del mattino. È il momento di scrutare le stelle. Andiamo, e lo vedo già, dal nostro Marco Amato.
Buongiorno, buongiorno a Marco, ben trovato a Buongiorno Sicilia. Buongiorno. Oggi non sono un po' funereo esoterico, sono lume di candela perché è andata via la luce. Va bene così, dai, va bene così. Vivo in centro storico, per cui è un eterno cantiere, per cui con i lavori che ci sono almeno un paio di volte a settimana staccano la luce. Comunque non per questo le stelle brilleranno meno, e quindi oggi vi racconto di un Mercurio assolutamente caotico. Mercurio, vi ricordo, è il pianeta della comunicazione e della socializzazione, si oppone a Urano, che è il pianeta dell'imprevisto, per cui oggi le parole per i segni zodiacali non solo sono fondamentali più che mai, ma sono anche pericolose. Vediamo perché. Ariete, per voi oggi è una giornata decisamente un po' piena di sollecitazioni. Preferirete però essere furbi e sornioni e non rispondere, semplicemente osservare, come farebbe un bravo capo quale voi siete. Toro, per voi oggi le parole sono proprio bandite, proprio perché Urano è nel vostro segno zodiacale e si oppone a Mercurio alla fine dello Scorpione. Oggi proprio state muti meglio. Gemelli, voi siete il segno di Mercurio, per cui oggi più che mai siete soggetti a qualche scivolone se utilizzate male la comunicazione, quindi attenzione a chi vi rivolgete. Cancro, la vostra giornata invece oggi si avvantaggia proprio di questo caos mercuriale, proprio perché vengono fuori delle cose che volevate in qualche modo sapere, quindi a buon rendere il caos di Mercurio. Leone, per voi oggi è una giornata al limite, proprio deciderete se contenere o meno, proprio perché avete un accumulo di cose che vi hanno un po' innervosito. Esplodere? Forse, se è il caso, ma lo deciderete in serata. Vergine, la vostra giornata invece si avvantaggia di un Mercurio veramente molto furbo e utile, proprio perché cambierà dialettica e riuscirà a farvi trovare la strategia giusta. Bilancia, per voi è un continuo caos, proprio perché in questo periodo le persone risultano abbastanza inaffidabili, per cui dovrete fare bene una cernita e lavorare un po' meglio sulla comunicazione e sull'immagine. Scorpione, altro segno zodiacale, oggi Mercurio è da voi, è interessatissimo da questa tesi, per cui oggi sarà meglio non chiedere troppo. Sagittario, giornata liscia per voi, non vi tocca niente, proprio perché Mercurio arriverà nei vostri gradi a fare caos da domani, quindi almeno per oggi state sereni. Capricorno, per voi invece è una giornata in cui un suggerimento di un amico potrebbe essere fondamentale, ma aspettatevi pure che nel team di lavoro qualcuno prenda una decisione inaspettata. Acquario, per voi oggi è un po' urticante la comunicazione, siete il segno di Urano, quindi con Mercurio in opposizione eviterete di dire troppo, ascolterete però i commenti su qualcosa che avete fatto. Pesci, per voi è ottima la disposizione, proprio perché potreste improvvisare allegramente tutto il giorno e trovare anche divertenti tutta una serie di imprevisti. E detto questo, auguro a tutti, dal buio dello spazio ma dalla luce delle stelle, una splendida giornata. Ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Grazie Marco, grazie, ci vediamo domani, così ci darai le indicazioni per il fine settimana. Grazie ancora. Luce permettendo, ovviamente. Esatto. Grazie, grazie. Adesso andiamo da Marco Carli, vedo alle sue spalle la Gazzetta dello Sport, finisce 1 o 2 giorni di Champions, ma non è finita. Non ho le candele io alle mie spalle, ma... Perché continuano l'Europa per le italiane. Esatto, no? esatto, continua come al solito a giocare, le squadre continuano a giocare perché ogni giorno ci sono delle partite di calcio, e sulla Champions League ieri ci sono ci sono state 2 italiane, lo vediamo sulla Gazzetta dello Sport, con il Napoli che ha perso in casa del Benfica di Mourinho, che per una volta ha fatto lo special perché il Benfica non sta andando per nulla bene in Champions League, ma l'ha fatto con il Napoli, con Conte che dice c'è stanchezza, e chiaramente sappiamo anche dei dubbi sull'allenatore che è bravissimo in Italia, ma in Europa fino ad ora non ha dimostrato la stessa cosa. Mentre invece la Juve ha avuto una scossa perché ha piegato il passo
Pafos, soffrendo nel secondo tempo 2-0 però per i juventini. Ci sono le ombre poi dell'Inter sull'arbitro della partita con il Liverpool, questo Zaire, che fu sospeso per una combine qualche anno fa, con l'UEFA che dice il VAR non doveva intervenire. Sul mercato... No, dico, l'UEFA dice che il VAR non doveva intervenire. È così, funziona in questo modo. Prima si interviene e poi si dice che non si doveva intervenire. Bisogna stabilire linee guida ben precise. Ma non ci sono, ma sappiamo, Angelo, che non ci sono in Italia, evidentemente non ci sono neanche all'estero. Mentre invece sul mercato, vi faccio vedere sulla Gazzetta, perché ci dovrebbe essere Zirze il Milan su Zirze, che è un giocatore che interessa molto alla Roma, ma probabilmente anche al Milan, che cerca quell'attaccante che cambi le cose. Facciamo una parentesi sul nostro calcio, invece quello del Catania, andiamo sulla Sicilia e come abbiamo detto anche noi nei nostri servizi, Pieraccini e Donnarumma sono vicini al ritorno, non certamente dal primo minuto, ma al ritorno fra i convocati. Il Catania ritrova 2 protagonisti, forse 3 con Martic, sicuramente 3 con Di Tacchio che rientra dalla squalifica. Altri rientri invece importanti in casa Palermo, e così andiamo a chiudere. Questa è la pagina di Repubblica Palermo, con il ritorno di Gomez e Gyasi, 2 armi in più per Inzaghi. Il centrocampista ha già giocato a Empoli, l'esterno invece si è allenato regolarmente con il gruppo. Per i due l'infortunio sembra alle spalle. Queste sono le notizie per quanto riguarda le 2 squadre principali siciliane. Grazie Marco, noi ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, che torna puntuale domani mattina come sempre alle 8. L'augurio a tutti voi di una buona giornata.